Bene, bene, bene. Allora, diamo inizio a quel che è il nuovo oroscopo della settimana che va dal giorno 11 ottobre al 17 di ottobre. Quindi la settimana di 11 al 17 ottobre. Prima di iniziare con la lettura dell'oroscopo andiamo a ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore. Quindi se tra di voi qualcuno è stato lasciato dal proprio uomo, dalla propria compagna, dal proprio compagno e vorrebbe farlo ritornare da sé per farlo di nuovo legare a sé, io posso aiutarvi. Basta chiamarmi, contattarmi al numero che vedete sovraimpresso nello scrollo ed raccontarmi la vostra storia. Io farò in modo di darvi un aiuto, di darvi una mano. Ricordatevi che sono un operatore delle scienze esoteriche, nonché anche ricercatore delle scienze esoteriche, quindi sono in possesso, dopo 40 anni di attività, di antiche ritualistiche. Ok? Bene, andiamo con la lettura dell'oroscopo che va dall'11 al 17 di ottobre e partiamo con il segno dell'Ariete. Amore, questa potrebbe essere una settimana un po' particolare e probabilmente la vostra dolce metà avrà bisogno di voi, del vostro sostegno. Se siete davvero innamorati del partner, potrete dimostrare tutto il sentimento che avete nei suoi confronti. Per i single invece non si escludono degli incontri fortunati. Sarà comunque un periodo abbastanza tranquillo. Il segno del Toro, amore. Sarà una settimana tosta in amore, le cose andranno tutt'altro che bene, purtroppo, dico purtroppo, ma meglio così, con il vostro partner, così come con un componente della famiglia. Quindi non solo andate d'accordo con il vostro compagno, ma anche con qualcuno della vostra famiglia. Potrebbero esserci grandi discussioni difficili da gestire comunque, quindi è un po' difficile da gestire, però ce la farete. Il nervosismo e le tensioni non mancheranno. Quindi dovete essere particolarmente bravi a non portare ulteriori problemi nel rapporto. Nemmeno per i cuori solitari sarà un momento entusiasmante per quanto riguarda nuove ed emozionanti conoscenze. E andiamo con il segno dei gemelli. Amore, questa sarà una settimana perfetta per mettere in chiaro alcune cose nella relazione sentimentale. Potrete infatti cercare una soluzione ad un problema, ma soprattutto potrete prendere una decisione riguardo ad un rapporto molto delicato. Magari in questi giorni potrete fare una riflessione veramente attenta ed onesta della situazione amorosa. Per i single tutto tranquillo, anche se non ci saranno grandi incontri, probabilmente, ma bisogna allungare un pochettino con i tempi. Benissimo, e andiamo con il segno del cancro. In amore, questi giorni del mese saranno decisamente buoni per l'amore. I rapporti nuovi e le relazioni andranno abbastanza bene. Una settimana che difficilmente deluderà il fatto emozioni e sentimenti. I più fortunati dovrebbero essere i single, oppure chi ha iniziato una storia ancora da poco tempo. I rapporti iniziati ora infatti potrebbero rilevarsi sempre più importanti e regalare emozioni sempre più intense. E andiamo con il segno del leone.
Leone in amore, probabilmente non vi sentirete proprio al massimo in queste giornate di ottobre, molto sarà dovuto alle stelle. In questi giorni in effetti potrebbe fermarsi qualcosa, anche il sentimento stesso. Per questo motivo dovrete fare una certa attenzione ad ogni piccolo dettaglio. Potrebbe essere una settimana piatta, insomma. Pure i single non potranno aspettarsi un granché per il momento. E andiamo con il segno della Vergine. Amore Vergine, questa nuova settimana del mese sarà decisamente positiva dal punto di vista dell'amore e dei sentimenti. Le stelle dovrebbero regalarvi delle giornate particolarmente buone da trascorrere insieme a chi volete. Chi ha un partner potrebbe decidere di fare un passo veramente importante per la relazione amorosa, ma anche i single che stanno facendo dei nuovi incontri potrebbero fare una mossa in più per avere il meglio. E andiamo con il segno della Bilancia. Bilancia in amore. Interessante settimana per chi vive una relazione sentimentale già da diverso tempo. Per le coppie stabili e durature questo sarà un periodo veramente ottimo e tutto da sfruttare. Se però siete single non dovrete disperare, anzi, se avete il cuore libero da impegni amorosi, questo sarà proprio il momento giusto per rimettersi in piazza, per fare una nuova conoscenza che potrebbe lasciarvi qualcosa di buono. Quindi rimarrete un po' a bocca aperta, va bene? Benissimo, e dopo la Bilancia andiamo con il segno dello Scorpione. Allora, Scorpione in amore. Settimana di ottobre è davvero molto buona perché il pianeta dell'amore sarà in posizione decisamente interessante. Un periodo ottimale e positivo per godersi i sentimenti insieme alla persona che avete accanto. Probabilmente però chi si dovrà capire se il partner è quello giusto oppure no, perché poi ci saranno delle discussioni da cercare da tenere sotto equilibrio, specialmente se ci sono stati dei dubbi ultimamente. Per i single potrebbero esserci degli incontri interessanti. Ok? E adesso andiamo con il segno del Sagittario. In amore, Sagittario. Tutto tranquillo per chi ha già un partner. Per tutti gli altri potrebbe essere una settimana semplicemente fantastica per i nuovi incontri. I single che si metteranno con qualcuno proprio in questo periodo potrebbero avere grandi speranze per il futuro di coppia. Peraltro non si esclude che quel qualcuno possa essere una persona che apparteneva già a qualcosa di importante nel vostro passato. E adesso andiamo col segno dello Scorpione. Allora, Scorpione in amore. In questi giorni del mese di ottobre chi è impegnato in una relazione d'amore avrà il tempo di dedicarsi al partner con molta passionalità. Le stelle regaleranno romanticismo e tanta passione che sicuramente vi farà vivere dei momenti indimenticabili. Le emozioni però non mancheranno nemmeno per i single. Per i cuori solitari potrebbero arrivare degli incontri nuovi e piuttosto interessanti. E andiamo con il segno dell'Acquario. Allora, Acquario in amore.
Questa settimana potrebbe portare diversi problemi ad alcune coppie o a dei rapporti conoscitivi iniziati da poco tempo. Potrebbe infatti esserci una situazione che porterà dei disagi, qualcosa di non troppo piacevole. Magari un comportamento che uno dei due partner non riuscirà a gradire. Se siete single, la settimana sarà un po' più serena per voi. Comunque, non aspettate degli incontri che vi cambieranno la vita. E infine andiamo col segno dei pesci. Eccolo qua. Pesci in amore. Settimana molto interessante per chi ha intenzione di recuperare un rapporto. Se ultimamente avete avuto dei problemi nella storia d'amore, piano piano arriverà un miglioramento col vostro partner. Le tensioni e i nervosismi diminuiranno e sarete un po' più tranquilli. Se invece siete solo e single, questo potrebbe essere un periodo interessante per sentirsi liberi, per stare con chi vi fa sentire bene, un po' di leggerezza finalmente anche per voi. Bene, così abbiamo concluso con l'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 di ottobre. Che dire, io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Ok?